siamo. Roberto, mi sembra che sei senza voce, devi solo schiacciare quel on, provaci un attimo. Adesso mi sentite, buonasera e bentrovati a tutti. Ancora una volta, caro Giuliano, Belfi accende la magia e noi siamo pronti ad accendere la magia qui in questo bellissimo anfiteatro. L'autunno in Barbagia, le Cortes Apertas, un programma ricco, un programma che trova negli ingredienti della tradizione, la cultura e la storia della Sardegna, appunto gli ingredienti vincenti che portano al successo. E i componenti del gruppo folk Pro Loco di Oliena, accompagnati dal tenore Santo Iuvan, eccoli qua. E poi chi avremo? E poi avremo Orosei, il gruppo Mini Folk Santa Ruga. E sempre nella sezione del mini folk dei giovanissimi ci sarà anche il gruppo di San Pantaleo, applauso anche per San Pantaleo. E poi l'orchestra protagonista con Barisardo e poi a seguire il L'Oceano con Benetutti, applauso per Barisardo e per Benetutti. E poi ancora Udoni. È una formazione tutta femminile, Feminas de Marmilla, il Partemontis, che avrà modo di essere, quindi un applauso anche per loro. E poi dopo Partemontis, questo progetto di cui parlavi, abbiamo Paoli Latino il wheelchair, e poi Oristano, la provincia, con questo centro che apre le sue porte, Sili, applauso anche per Sili. Ancora la Barbagia protagonista, a pochi chilometri da Belfi, saranno protagonisti appunto su questo palcoscenico gli amici di Teti. E si esibiranno in ordine alfabetico e dopo il gruppo folk di Teti ci sarà Tortolì, ancora l'Ogliastra protagonista. Per chiudere, e poi chiuderemo il nostro viaggio in Sardegna con Villanova Tulo. E quindi le danze del Sarcidano. Allora iniziamo subito, apriamo le danze proprio con le voci e il ballo di Oliena, gruppo folk Pro Loco. In Belvin custa sera vestosa, da Esu che lo vale d'un'istella. Sera vestosa, dai su che lu vale d'un'istella, ebbene a questa cittadella, esa gente ospitale e generosa. Si sposo con sposa, todan conoscer solo cosa bella, preside dai su pallu e su tenore, una strinta de mano, un calore. Sera vestosa, dai su che l'uma e dai questa cittadella esa gente
ospitale generosa, esa gente ospitale. Famiglia si sposò e con sposa podan con lo scherzo recibe da su ballo e su tenore una strinta de mano, un calore. Si vitano dovetti ne curare con mente parisa sermo serena. Modo de pinne curare con mente parisa sermo selenan di andare corsa in terranze nambro una bella
al tenore Santo Giovanni. Passaggio questo che ci dà la possibilità di ammirare quella che è la bellezza degli abiti tradizionali della nostra isola. E noi siamo pronti per continuare il nostro viaggio in Sardegna. Giuliano, ancora giovani che davvero si impegnano tanto per conservare le nostre tradizioni. L'applauso per il gruppo Minifolk Santa Rughe di Orosei. Ecco qua, Orosei, la baronia. Giampaolo Piretta vi accompagnerà, lo vedete già posizionato sul lato sinistro del nostro palcoscenico, questo Vallu Brincau Torrau Brincau, e quindi Giampaolo Piretta che li accompagna. Santa Rughe, Orosei.
questo è l'applauso per loro sei, il gruppo di Santa Rughe. Ovviamente giriamo anche per loro, c'è questa foto che verrà pure. Quindi San Pantaleo.
lasciato già, senza che vi ricadiate. Rimettetevi di nuovo, sapete in quale posizione? Quella finale, che era bellissima. Organizza ogni anno un festival meraviglioso, che non è solo del folklore, c'è la tradizione, ma ci sono le arti, ci sono i mestieri, c'è veramente una comunità che azzoppa la gallura di bellezza e di memoria. Con 86,5 punti vince Sardegna Balla, un'isola tra voci, suoni, danze e colori, Sì, San Pantaleo. vince la gallura per quanto riguarda i giovanissimi, ma il nostro grande applauso va anche per la Barbagia di Oliena e la Baronia di Orosei. Complimenti a tutti e tre. Io stasera ve lo dico perché conosco bene il valore di quello che portate, ovviamente avete rappresentato, sarei stato assolutamente in difficoltà e sono anche convinto, poi andrò a vederlo, ma lo vedremo tutti, che il gioco è minimo perché siete stati davvero tutti e tre molto bravi, anche per quel che riguarda i punteggi, ne sono assolutamente convinto. Intanto congediamo Oliena con un bel saluto, grazie a Orosei. Richiamiamo subito sul palco la formazione di San Pantaleo con Torineto di corsa, perché ci regalano, però voglio lo Scottis adesso. Pantaleo, Gallura. Vado accanto al mare e la danza rustica mi nascondi a lontana spetta dalla luna di gente di sera da un secolo in natura e un bagno con gli ambiti sei vicino a passettini non sto pensando sulla giusta di fa. Un passo dell'inchino che ci passi laterali caduchini illuminati le stesse tutti non potrò cominciare le spremate che si manda i finti correttori sono bocciati tanti amori ma le parole fanno senza conquistare senza vissimo il punto ci si manda a dire passi i sottori tutti i nostri saluto se non sono tutti in libertà quando a te di su e su ritmo cantato, da tenore accompagnato, le stesse minuti non potrò cominciare. Vieni qua un secondo, vieni, perché voglio anche salutare con te Giampiera, anche le persone insomma, che stanno dietro questa formazione e che curano insomma, la crescita di questo racconto con molto amore. Fa davvero piacere, tanti saluti e tanti auguri a San Pantaleo, grazie a Torineto.